Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Puglia alla scoperta di Mottola in provincia di Taranto. Il comune dalle origini antichissime si trova a 387 metri sul livello del mare e conta più di 15.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Mottola! E con il sindaco Giovanni Piero Barulli andiamo a presentare il comune di Mottola. Sì, buongiorno a tutti. Il comune di Mottola è un comune che nasce su una collina a 387 metri sul livello del mare, è un comune di circa 15.000 abitanti, ha una particolarità dal punto di vista geografico. Viene soprannominato la Spia dello Ionio proprio perché ha una posizione geografica particolare, quindi su questa altura che domina il Golfo dello Ionio. Ed è un territorio molto vasto perché oltre all'affaccio sul mare si estende poi verso la Gravina, anche la Murgia della provincia barese, quindi è un territorio ricco di tante suggestioni, di tante bellezze. Con un bel centro storico. Assolutamente sì, il centro storico è la rappresentazione della ricchezza di varie dominazioni che si sono susseguite nel tempo anche nella nostra città ed è il classico centro storico pugliese, quindi fatto di queste stradine che hanno una disposizione abbastanza particolare e con queste casettine in pietra bianche. Si contraddistingue anche per la presenza di numerose chiese e chiesette all'interno proprio di questo centro storico e anche di strutture ricettive come degli alberghi diffusi. Ci tengo a ribadire anche che il nostro è un territorio che ha un grossissimo patrimonio boschivo, quindi ci sono ettari e ettari di boschi, tra i più famosi c'è il bosco di Sant'Antuono. Un luogo con una grande vocazione agricola. Sì, diciamo che dal punto di vista economico l'ossatura della nostra economia è proprio questa, l'impresa agricola e anche soprattutto l'impresa zootecnica, perché abbiamo una serie di aziende che si occupano dell'allevamento di bestiame che quindi poi assicurano del latte di altissima qualità a tante aziende di distribuzione anche a livello nazionale. Per non dimenticare però anche l'attività di tipo artigianale, quindi legata anche a tutta una serie di lavorazioni come ad esempio può essere quella del legno, perché ci sono delle realtà importanti anche dal punto di vista della produzione di infissi. Gli uliveti poi e i vigneti sono sviluppatissimi. Ma sì, diciamo che noi rientriamo in quella che viene definita la terra delle gravine, quindi ci sono tutta una serie dal punto di vista naturalistico di bellezze, tra cui proprio queste gravine. Ci sono poi anche i muretti a secco, la terra rossa e gli uliveti, che sono poi il simbolo, la caratteristica principale diciamo della Puglia. Che cos'è Mottola per lei? Ma diciamo che Mottola è il posto del mio cuore, il posto in cui sono nato, sono cresciuto e vivo attualmente questo impegno che mi sta facendo crescere come uomo e sta cercando, almeno questo mi auguro, di contribuire al miglioramento della nostra città sotto tanti punti di vista. Quindi io spero che possano venire a visitarla, a gustarla e perché no ad apprezzarla. Grazie Sindaco, e adesso noi ci spostiamo di poco, raggiungiamo la Chiesa Madre per incontrare il parroco.
E adesso siamo all'interno della chiesa madre intitolata Santa Maria Assunta con il parroco Baldassarre Chiarelli. Andiamo a presentare la comunità cristiana di Mottola. Mottola conta una popolazione di circa 16.000 abitanti, forse qualcosa anche in meno ultimamente, ed ha un numero notevole di parrocchie. Mottola conta ben 7 parrocchie, di cui una di campagna, e il centro storico ne raggruppa ben 3. Questa antica chiesa madre, antica cattedrale, la chiesa dell'Immacolata e la chiesa del Carmine. Noi ci troviamo qui nell'antica cattedrale, che è stata anche sede episcopale dal 1040 al 1818. L'attuale chiesa, così come la vediamo, è l'ampliamento avvenuto nel 1500, mentre il transetto è l'antica cattedrale. Da qualche anno, quando abbiamo tenuto i restauri, abbiamo messo in evidenza l'antico rosone che era completamente murato. Come si può vedere ancora l'antica cripta? L'antica cripta la conosciamo perché abbiamo fatto fare delle indagini con i georadar. Sapevamo che esisteva, sappiamo anche da alcuni documenti, anche da alcune persone anziane, che c'era un accesso che poi fu murato per motivi anche di igiene. Però in questa antica cripta sono ancora conservate le tombe dei vescovi che vanno dal 1040 al 1500, mentre le tombe dei vescovi dal 1500 in poi sono collocate nell'attuale presbiterio. E nella pala d'altare vediamo la titolare, l'Assunta e il patrono di Mottola. Sì, la chiesa è intitolata l'Assunta, anche se il patrono della città, da data molto antica, è San Tommaso Becket. Mottola si onora tra le pochissime città ad avere il culto nei confronti di questo santo. Probabilmente il culto è stato portato qui a Mottola dai Normanni mentre partivano per le crociate in Terra Santa. Diciamo che il momento più importante, il momento in cui Mottola si riunisce di più è la Settimana Santa. La Settimana Santa è la settimana in cui esplode la pietà popolare, che comunque è presente anche in altri momenti dell'anno liturgico. Però nella Settimana Santa c'è questa esplosione della pietà popolare che si concretizza con eventi rilevanti. Abbiamo il Giovedì Santo, il giro cosiddetto delle paranze dei confratelli incappucciati che girano per i repositori. Poi a mezzanotte c'è una processione molto suggestiva della Desolata che gira per il centro storico della città. Il venerdì un comitato interconfraternale organizza la processione dei misteri che si tiene venerdì santo, e poi abbiamo la manifestazione forse la più imponente. Il sabato mattina esce un'altra processione dei misteri animata dalla confraternita del Carmine, una processione che esce all'alba alle 6 del mattino e rientra intorno alle 2 del pomeriggio. Parroco, tra le tante cose si parla anche del passaggio di San Francesco sul territorio di Mottola.
Un'antica tradizione legata alla leggenda popolare dice che Francesco sia passato da Mottola recandosi in Terra Santa. La leggenda racconta che Francesco abbia dormito usando come guanciale una pietra sulla quale poi sia comparsa la sua immagine. Chiaramente è una leggenda, fatto sta che abbiamo questo affresco antichissimo che è stato staccato da un'altra antica chiesa e posizionato nell'attuale chiesa dell'Immacolata, che fino al 1800 era anche sede di una comunità francescana. Che cos'è Mottola per lei? Io sono nativo di Mottola, ho esercitato il mio ministero sacerdotale per 30 anni fuori di Mottola, però il legame con Mottola chiaramente è sempre un legame molto forte, non soltanto per la presenza della famiglia, ma soprattutto perché qui a Mottola è nata all'interno di queste chiese la mia vocazione sacerdotale. In conclusione, qual è il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza? Il messaggio che vorrei dare alla cittadinanza, soprattutto alle giovani generazioni, è che non si lascino troppo fagocitare da questa cultura relativistica che comunque li condiziona, non dimenticando quelle che sono le radici delle vecchie generazioni. Una società, anche una comunità paesana, chiaramente per poter progredire non può non fare riferimento alle radici di quelle che sono state le vecchie generazioni che ci hanno trasmesso i valori che ancora in questo territorio sono fortemente presenti. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità del comune di Mottola in provincia di Taranto. Con lo storico locale Vito Fumarola andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Mottola. Bene, dal punto di vista etimologico, il toponimo Mottola, secondo gli studiosi, deriverebbe ad esempio da Metella, dal console romano Quinto Cecilio Metella, oppure da Mutila. L'attribuzione del toponimo veniva fatta in quanto Mottola fu distrutta, quindi devastata. L'ultima da Motta, cioè come posizione geografica, Motta, altura, ammasso roccioso, siamo a circa 400 metri sul livello del mare, siamo nell'ambito della Murgia tarantina, no? Le origini comunque sono antichissime. Le origini sì, sono antichissime. E tra l'altro abbiamo qui a due passi il Palazzo d'Onghia, il quale palazzo durante gli scavi per le fondamenta portò alla luce un ripostiglio di bronzi, utensili di bronzo attribuiti all'età del bronzo finale, quindi stiamo parlando dell'undicesimo-X secolo a.C. Abbiamo un'altra testimonianza ma archeologica dei visu, le cosiddette mura greche che stanno in via Piave e che costituivano un po' il paramento murario, la cinta muraria del paese per circa 1600 metri, e lungo il perimetro si alternavano delle torri di avvistamento in posizione strategico-difensiva. Tanta della storia è anche racchiusa qui all'interno della Chiesa Madre? Beh, certamente sì, perché la Chiesa Madre è un po' il fiore all'occhiello del paese e in qualche modo dal punto di vista storico-religioso è importante, perché Mottola con Castellaneta è stata una delle diocesi suffraganee della sede metropolitana di Taranto. Sorse nell'undicesimo secolo grazie all'intervento di ricattolicizzazione da parte dei Normanni, in quanto c'era una religiosità greco-bizantina e quindi con l'avvento dei Normanni fu ridisegnata un po' la geografia ecclesiastica di tutto il mezzogiorno d'Italia e sorsero queste due diocesi contemporaneamente, Mottola e Castellaneta, nell'undicesimo secolo. Abbiamo la prima notizia del vescovo di Mottola, Giovanni, già nel 1081, in una carta donationis, una donazione che faceva al nipote di Roberto il Guiscardo, il Normanno, a Riccardo Senescalco, circa la donazione di alcuni patrimoni mottolesi che poi furono trasferiti
all'abbazia madre di Cava dei Tirreni. Grazie, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Mottola. E a Mottola anche l'itinerario del gusto merita interesse. Adesso lo percorriamo con Francesco Conforti, ristoratore e cuoco. Qui abbiamo veramente tutta la bontà del territorio, poi abbiamo anche le signore che stanno preparando la pasta, abbiamo Vito che sta preparando la carne, quindi tante cose da presentare. Siamo all'interno di una delle masserie del territorio che sono delle vere eccellenze proprio del luogo. Allora Francesco, iniziamo il nostro itinerario. Allora partiamo subito con i primi. La orecchiette Montebianco, un piatto estremamente mottolese perché lo trovate solo a Mottola, in altri posti purtroppo non ce l'avranno, sicuramente siamo orgogliosi di questo fatto. Dobbiamo subito dire che le orecchiette abbiamo la signora Rosa che le sta preparando, perché qui... Le procedure delle orecchiette sono come le sta preparando la signora Rosa, cioè tutti fatti a mano. Per fortuna ci sono ancora delle persone che riescono a farle. Condite con il formaggio del luogo. E continuo con il cacio, pomodoro e cacio. Il cacio è strettamente locale. Un altro piatto forte è la carne. La carne arrostita, come avete già visto che Vito ha fatto la carne arrostita, sono le nostre specialità del posto, la salsiccia a punta di coltello, dei fegatini e delle bombette. Che poi si possono degustare nelle piazzette, nei ristoranti di Mottola. Di Mottola, sì. Ma non solo questo, facciamo anche altre cose, però queste sono le cose del nostro paese. I panzerotti sono fatti col grano locale, la nostra tradizione regolarmente si mangia alla sera, non a pranzo, ma alle sere tante famiglie preferiscono mangiare più un panzerotto che magari più una cosa cotta. E da gustare, perché ci sono anche vari tipi di panzerotti, panzerotti ripieni in tutti i modi, li facciamo con tante specialità, degli ottimi ingredienti per gustare una cosa diversa dal solito. Poi lì vedo anche della carne al sugo, no? Sì, là ci sono delle polpettine al sugo e degli involtini di vitello, sempre al sugo della nostra cucina casalinga. Passiamo alle mozzarelle, perché anche qui prima abbiamo visto il nostro casaro che ha fatto le mozzarelle mele, sempre ripeto, con latte locale, e facciamo diversi tipi di mozzarella, dalla mozzarella ripiena alla burrata, la mozzarella tradizionale, la ricotta, il primo sale, tanti tipi di formaggio, sempre fatto espressamente con prodotti locali. E nel caso poi di questa masseria a chilometro zero, perché abbiamo visto le pecore, le capre, le mucche. Noi oggi ci troviamo in una masseria alle Marangi, ma ci sono anche altre masserie. Qui abbiamo la frutta, perché la vocazione agricola è grande qui a Mottola. L'uva da tavola è una nostra specialità. E queste qui? Le carrube. Un'altra specialità è l'olio. Noi abbiamo delle zone dove l'olio nostro è, non voglio essere campanilista, ma è il migliore di tutta la provincia di Taranto. E poi abbiamo vari tipi di focaccia. Sì, quelle sono due specialità di focaccia, una con la cipolla e l'altra pomodoro semplice. È una cosa da assaggiare pure questa, insomma. E concludiamo il nostro itinerario, perché prima io sono sceso anche nelle grotte qui dove c'è la stagionatura, insaccati e formaggi, tanti tipi di formaggi. Questi sono dei prodotti fatti in questa masseria, sono masserie Marangi, però li potete trovare anche in altre masserie. La salsiccia, il capocollo, sono delle cose che si fanno e c'è una cultura un po' particolare, perché c'è un impegno totale, non è fatto in macelleria, ma qua sono fatte da persone che vivono e lo fanno tradizionalmente col punto di coltello ed è saporitissimo. E poi i formaggi abbiamo lo stagionato e anche gli altri tipi. Sì, ci sono vari tipi di formaggio, da quello secco da grattugiare, quelli da tavola, caciocavallo, cavolciolo ripieno, cavolciolo con peperoncino.
poi i taralli? I nostri taralli sono di una squisitezza unica. Una volta si usavano per Pasqua, adesso si usano per sempre. E lì sono friselle? Queste sono delle friselle, sì. Vengono condite, bagnate leggermente sotto l'acqua, condite con pomodoro, origano e sale. Devo dire che qui in questa masseria sono tutti giovani, è una tradizione che si tramanda dal nonno. Ma in questa masseria quindi... c'è una tradizione veramente di persone fatte con impegno, che hanno un impegno veramente a 360 gradi, cioè sono delle famiglie che veramente fanno dei sacrifici per mantenere, perché non è facile mantenere una struttura come questa qua. E poi abbiamo anche varie cantine qui che ci hanno portato dei vini. 4-5 cantine che fanno dei vini veramente buoni, eccellenti. Qualcuno ha partecipato al Vini Italia di Verona. Che abbiamo Primitivo. Abbiamo il Primitivo, il Rosato, il Bianco, l'Amabile, vari tipi di vino, veramente eccellenti. Bene, qui non avevamo abbastanza spazio, però abbiamo anche Gianluca dall'altra parte e chiudiamo con lo spumone di Mottola. Spumone mottolese, sì, quello è uno spumone fatto con latte di pecora, è una specialità, purtroppo chi lo fa non ci dice la sua ricetta. È una cremeria del posto, no? Sì, è un bar del posto, purtroppo. Non posso più spiegare più di tanto perché lui non dice il suo segreto. Ma che cos'è Mottola per lei? Mottola è tutto. Mottola è un paese dove inviterei tutti quanti a venire perché ci potranno di tutto quello che vogliono, però noi siamo un paese ospitale e ce la stiamo mettendo tutta per fare veramente un paese di nicchia. Noi ci auguriamo che ci vengano a trovare queste persone perché noi daremo il massimo per loro. Grazie al signor Francesco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle eccellenze di Mottola. E con Carmela Dauria andiamo a scoprire una delle eccellenze di Mottola, le chiese rupestri, e in questo momento ci troviamo all'interno di una delle chiese più belle, quella dedicata a San Nicola. Raccontiamo qualcosa di queste chiese. Sì, innanzitutto la chiesa dedicata a San Nicola, la vedete, è conservata benissimo, tant'è che alcuni studiosi l'hanno definita la Cappella Sistina della civiltà rupestre, perché è completamente decorata, completamente affrescata. È una chiesa risalente alla seconda metà dell'anno 1000, di riferimento del piccolo villaggio rupestre che era qui, proprio a 2 passi, nella Lama, dove vediamo rappresentato nell'abside questa meravigliosa Deesis, ovvero il Cristo giudice tra la Madonna e San Giovanni Battista. È una delle immagini più belle di tipo bizantino conservate in grotta in Italia meridionale. E abbiamo degli affreschi che si conservano bene di vari periodi. Di vari periodi perché la chiesa è stata utilizzata almeno fino al XIV secolo, al 1300. Quindi nei vari secoli si sono aggiunti nuove immagini, una miriade di culti, sia orientali che occidentali. E qui c'è proprio un itinerario delle chiese rupestri? Sì, abbiamo attivato da un bel po' di anni ormai un itinerario di queste chiese rupestri, perché comunque di insediamenti rupestri e di chiese ce ne sono tantissimi, nell'intera terra delle Gravine e anche a Mottola, in cui le chiese si distinguono tra l'altro per caratteristiche diverse. Ad esempio c'è la chiesa di Sant'Angelo, a cui era collegato il monastero benedettino di Sant'Angelo, che è particolare perché è su 2 piani, con il piano inferiore utilizzato come cripta funeraria. Abbiamo la chiesa di San Gregorio, che invece è una chiesetta un po' più tarda, del 1200, ma molto curata dal punto di vista architettonico. Ha delle colonne meravigliose e con un Cristo Pantocratore molto simile a quello del Cristo di Monreale realizzato a mosaico. E anche qui nelle vicinanze abbiamo una chiesa semirupestre.
Sì, si chiama Santuario della Madonna Abash, in dialetto, in realtà è il Santuario della Madonna del Carmine. È un santuario scavato in grotta, anche lì si conservano alcuni affreschi importanti. La particolarità di questo santuario che è ancora utilizzato oggi, c'è questo attaccamento forte nei confronti del culto della Madonna del Carmine, che è presente sia in paese che nelle contrade rurali. Concludiamo la nostra passeggiata a Mottola con il professor Alfonso Avolio, chirurgo del Gemelli e nativo di Mottola. Che cos'è per lei Mottola? Per me Mottola è tutto, forse tutto sarebbe una presunzione dirlo, però è veramente tanto, perché qui ho fatto le prime scuole, qui ho studiato, poi sono andato all'università a Roma e sono venuto, a dire la verità, saltuariamente, però in maniera continuativa, perché ho conservato delle amicizie, oltre ai parenti, chiaramente, a degli affetti, ma sono legato soprattutto per la grande ricchezza che Mottola ha, che è una ricchezza soprattutto storica, è una ricchezza di tradizioni, è una ricchezza legata al territorio. Qui siamo in una zona che è la zona delle gravine, la zona delle cripte, e si tratta di centinaia e centinaia di anni, un patrimonio che dobbiamo necessariamente proporre agli altri affinché gli altri conoscono e vengano a trovarci. So che lei è molto legato fin dall'infanzia con la Settimana Santa. Io sento particolarmente l'aspetto, diciamo, cattolico, che in questa terra è sostenuto anche dalle tradizioni, e la Settimana Santa è uno di questi momenti in cui si vede davvero un grande sacrificio di centinaia di persone che a piedi percorrono generalmente il sabato santo il territorio, e portando a spalla le statue dei misteri, il Cristo morto, la Madonna. Insomma, è una grande dimostrazione di fedeltà alla tradizione. Chiudiamo con un invito. Ma l'invito è molto facile, perché noi non possiamo che dire a tutti: venite a Mottola e soprattutto promuovete Mottola nella cultura turistica dei vostri amici. Un grazie al professor Avolio, e quindi Mottola vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Mottola in provincia di Taranto. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.